male del secolo, ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo. Un vizio che nel tunnel della crisi, invece di attenuarsi, è esploso con prepotenza perché si alimenta di disperazione e sfocia nell'illusione che i problemi della vita possano risolversi con un colpo di fortuna. Nel 2015 la raccolta gioco nazionale è stata di 88 miliardi, nel 2016 di quasi 96 miliardi. Lo stesso trend in Veneto, dove nel 2016 il gioco d'azzardo ha raccolto l'8,1% della spesa nazionale per un valore che supera i 7 miliardi. Purtroppo c'è stata una liberalizzazione nel corso degli anni e nel comparto si è infiltrata la mafia che non uccide ma fa affari. Come nel caso di Pavia, ex capitale mondiale del gioco d'azzardo, un vero casinò a cielo aperto che nel 2014 contava una slot ogni 104 abitanti. Così 3 anni fa il comune ha dovuto intervenire con forza con un'ordinanza di limitazione degli orari. Nella nostra città gli studenti e gli anziani erano fortemente colpiti dal fenomeno del gioco d'azzardo e quindi limitare a determinate fasce orarie la possibilità di utilizzare le slot machine avrebbe sicuramente tutelato la salute di queste persone. La battaglia di Pavia oggi è stata raccontata insieme a numeri e dati sul gioco d'azzardo a Palazzo Trissino, dove si è tenuto il seminario di formazione che rientra nel progetto Conoscere le mafie, costruire la Legalità 2, finanziato e promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico, l'associazione che mette insieme gli enti locali che vogliono fare attività di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione. Purtroppo oggi manca ancora una legge nazionale e i comuni si trovano a combattere da soli la battaglia contro la ludopatia. Guardi, io stesso 7 anni fa sono andato alla Camera insieme ad Avviso Pubblico, abbiamo presentato un disegno di legge e siamo qui a parlarne ancora. È evidente la ragione per la quale siamo ancora qui a parlarne, gli interessi che sono sul tavolo sono molto alti. Il Parlamento ancora non sta facendo nulla. E noi stiamo qui a insistere e a portare avanti le istanze che vengono dal territorio e dalle persone che sono in difficoltà.